Venerdì 2 febbraio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vedremo come a Mister Bianco c'è uno sconto sulla Tari se adotti un cane del canile municipale. A Catania la ricorrenza di Sant'Agata è un'occasione anche per ribadire il no alla violenza sulle donne. A Palermo è subito caos sull'assegno di inclusione. Ma intanto una notizia che arriva da Palermo violenta, 5 uomini armati hanno assaltato il magazzino di una ditta di costruzioni, una ditta importante, si chiama Di Bella, impegnata nei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Un appalto da oltre 10 milioni di euro. Allora questi assaltatori hanno immobilizzato un agente, hanno rubato mezzi, attrezzature, cavi, telecamere, impianto di videosorveglianza, si sono portati tutto via. Si tratta di una squadra specializzata, ha denunciato il titolare. Deve intervenire lo Stato, noi ci sentiamo abbandonati, adesso dovremo interrompere queste attività lavorative importanti, come dicevamo, per rinnovare l'impianto di illuminazione pubblica a Palermo. Invece è stato condannato per mafia a 12 anni di carcere Giuseppe Costa, che è il fratello della vedova dell'agente di scorta di Falcone Vito Schifani, morto nell'attentato di Capaci. La donna, quando ha saputo dell'arresto del fratello, aveva detto: per me è morto, è come se non avessi più un fratello. Vediamo. 20 anni al boss dell'Arenella Gaetano Scotto, 12 anni ciascuno al fratello Francesco Paolo e a Giuseppe Costa. Sono le condanne inflitte dalla quinta sezione del Tribunale di Palermo. Gli imputati erano stati arrestati nel 2020 in un blitz della Direzione Investigativa Antimafia. Giuseppe Costa è fratello della vedova dell'agente di scorta Vito Schifani, morto nell'attentato al giudice Giovanni Falcone il 23 maggio del 1992. Per me è come se fosse morto ieri, disse la donna una volta appresa la notizia dell'arresto. Dichiarò di non avere più rapporti col familiare da anni. Inginocchiati tu, Pino, mio Caino, fratello traditore, commentò. Costa, soprannominato Pinuzzu Checco per via della balbuzie, avrebbe raccolto i soldi del pizzo e gestito la cassa della famiglia dell'Arenella. Tra i suoi compiti anche l'assistenza ai parenti dei carcerati. Addirittura alcuni boss gli avrebbero cucito addosso il ruolo di uomo riservato del clan, perché temevano che se si fosse esposto troppo e fosse finito in carcere sarebbe stato un guaio enorme per tutti. Ad incastrarlo ci sono decine di intercettazioni in cui parla con i boss. Benefici possibili e invece preoccupazioni manifestate dalla comunità scientifica dopo l'impianto di un chip in un cervello umano da parte di una delle società di Elon Musk. Sentiamo l'esperto. Un chip impiantato nel cervello, la rivoluzione annunciata dal magnate americano Elon Musk, l'uomo di Tesla e Twitter, ha come obiettivo aiutare chi ha problemi neurologici e lesioni traumatiche leggendo le onde cerebrali. Questo è un passo ulteriore, ma sul quale io andrei molto cauto per vedere gli effetti intanto a lungo termine, dei quali non sappiamo granché, ma potrebbe aprire una prospettiva verosimilmente, se collocata nei termini giusti, anche di terapia per alcune patologie non trattabili. Neuralink, la società di Musk, ha condotto studi sugli animali, ma è prematuro oggi capire se potrà aiutare pazienti colpiti da stroke, da Parkinson o addirittura da malattie psichiatriche. Per esempio per i pazienti tetraplegici era già stato fatto qualcosa con un'applicazione di un device connesso con un esoscheletro, credo qualche anno fa, dall'Università di Grenoble. Questo è un ulteriore passo in avanti, ma la tetraplegia può essere causata da determinate patologie che sono differenti fra di loro. Diverso è un tetraplegico per mielolesione da un tetraplegico per una patologia muscolare allo stato avanzato, quindi è complesso il meccanismo. Il nome è Telepathy e la comunità scientifica sull'applicazione pratica ancora va cauta. Il nome già non è granché incoraggiante, perché parliamo di possibilità di comunicare attraverso il pensiero azioni e probabilmente non solo. Quando si pensa di interagire con neuroni che si concretizzano in un'attività di pensiero e di comunicazione con altre persone e si tenta di applicare questo al di fuori della patologia, il rischio che si corre credo sia elevato e debba essere valutato attentamente.
Vedremo dunque gli sviluppi in futuro. Adesso intanto vediamo le cose concrete di oggi della rassegna stampa siciliana con Angelo. Allora cominciamo con la Sicilia di Catania, la prima pagina che ha intanto un'apertura di politica. Eccolo qui, vedete, input da Roma, Fratelli d'Italia frena, niente crisi di governo, resa dei conti interna è fatta su San Martino, la regione dopo lo smacco sulla norma salva ineleggibili. Questa dovrebbe essere la direzione presa alla regione. E poi anche sulla Sicilia, ma su tutti i quotidiani stamattina c'è la protesta, si riferisce intanto a quello che è successo ovviamente in Sicilia, ai piedi della Valle dei Templi, la mobilitazione degli agricoltori. E per le infrastrutture la Sicilia è in coda tra le priorità, la Catania-Siracusa e la Palermo-Agrigento. Poi fotonotizie invece per parlare del colpaccio. Ieri è stata la notizia del giorno perché la Ferrari ha annunciato l'arrivo di Lewis Hamilton, resta Leclerc, dal 2025 l'inglese sostituirà Sainz, seconda guida della Ferrari. Poi le parole di Mattarella nei confronti di Sinner, dunque c'è stato uno scambio molto bello di battute. Intanto Sinner ha detto a Mattarella: da lei c'è da imparare, e comunque il presidente ha elogiato il neocampione degli Australian Open. Adesso vediamo qualche altra notizia sempre dalla prima pagina. Abbiamo già sentito, condannato a 12 anni il fratello della vedova che scosse l'Italia al funerale di Falcone. E poi c'è un'inchiesta, perdite gonfiate per intascare più contributi Covid. A Siracusa ci sono stati 10 indagati. Questa è la prima pagina, ma vediamo più nel dettaglio le vicende politiche. Arriva l'input da Roma, Fratelli d'Italia frena, crisi derubricata. Cosa significa? Dopo la minaccia notturna di ritirare gli assessori per lo smacco sul salva ineleggibili, la parola d'ordine è abbassare i toni e Schifani respira, ma fra i meloniani si apre una resa dei conti interna. Il presidente dell'ARS Galvagno: nessuna refluenza su altro, ma ora speriamo che non succeda mai più. Poi sono le parole dell'assessore Falcone: incidente di percorso, non voto politico ma diverse sensibilità di singoli. Chiedo scusa. Questa è, diciamo, la situazione del momento. I riflettori sono tutti per il vicepresidente leghista San Martino, che è ritenuto da Fratelli d'Italia il kingmaker dei franchi tiratori in asse con Cuffaro. E poi vediamo un po', sempre sulle pagine interne della Sicilia, c'è la protesta degli agricoltori. Questa battaglia riguarda tutti gli agricoltori con i trattori nella Valle dei Templi e sulle Alte Madonie. E torna di nuovo l'assessore San Martino: presto li incontrerò per accogliere la loro protesta. Questa è la sua posizione. Poi ancora, ne abbiamo parlato prima, vedete Mattarella Sinner, la tua finale ci ha messo di buon umore il capo dello Stato, ma ho visto la sfida dal quarto set in poi, il campione c'è da imparare dal presidente. Uno scambio di battute insomma molto cordiale, molto bello tra i due. La pagina invece della città di Catania, della provincia di Catania, che la Sicilia dedica per l'appunto ogni giorno, si parla della festa di Sant'Agata. Meloni: ipotesi di blitz agatino. Oggi la conferma, programma fino a ieri congelato, si prova l'incastro con il suo viaggio dal 4 al 6 a Tokyo, ma ci sono indizi che parlano chiaro, insomma, la presenza del Presidente del Consiglio a Catania per i festeggiamenti agatini, con ogni probabilità il 3, indiscrezioni sulla visita della Premier domani, prima alla Tressan, poi il saluto in municipio. Queste le ultime notizie. E poi la vediamo, ieri ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali: bambini e mamme di Librino pregano Sant'Agata, festa inedita alla Porta delle Farfalle. Lasciamo anche la Sicilia, adesso apriamo invece la prima di Repubblica
di Repubblica Palermo, che torna sulle vicende di carattere politico. Tregua armata alla regione, le colombe di Fratelli d'Italia evitano la crisi, in campo la Russa e Donzelli dopo lo strappo, ora abbassare i toni, domani Meloni a Catania, potrebbe incontrare Schifani perché il presidente della regione è dato per l'appunto a Catania, anche lui per i festeggiamenti a Gatini. E poi ancora questa bella foto, vedete in primissimo piano, la marcia dei trattori infiamma l'isola, la protesta degli agricoltori sulla Repubblica Palermo. E ancora c'è un reportage di Repubblica, cavalli e scommesse tra gli ulivi di Triscina, spunta un ippodromo ma è illegale. Questo è quello che ritroviamo stamattina su Repubblica. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più probabilmente su quanto accaduto alla regione. C'è una tregua armata alla regione, le colombe di Fratelli d'Italia evitano la crisi, in campo la Russa e Donzelli dopo lo strappo sulla norma salva ineleggibile sulle nomine della sanità. È il momento di abbassare i toni. Sotto accusa c'è il leghista San Martino. Domani la Meloni a Catania potrebbe incontrare Schifani, potrebbe esserci un chiarimento su quanto avvenuto a Lars. E poi vedete, ci sono anche le riflessioni di Cateno De Luca, c'è un'intervista, Schifani non doveva venire in aula ma questa è una sceneggiata, sono le parole di Cateno De Luca. La marcia dei trattori la ritroviamo, infiamma anche l'isola, siccità e caro gasolio, la regione non ci aiuta, queste le parole, le proteste degli agricoltori, ci sono un paio di foto, agricoltori in strada ad Agrigento, sulle Madonie nel Trapanese, siamo pieni di debiti, questo è il loro grido di allarme. E poi, restando sempre alle pagine interne, la fidanzata di Filippo in cella non ce la fa più e l'ambasciata latita, parla la fidanzata del 26enne arrestata in Romania a maggio, è innocente e quel carcere lo sta distruggendo, mi sembra tutto un incubo, così nel racconto del giovane. Giornale di Sicilia. Il tema è sempre quello politico, stamattina diciamo che c'è tanta politica sui quotidiani regionali. Fratelli d'Italia, retromarcia nel silenzio, da Roma l'ordine ai deputati regionali irritati dal fuoco amico, niente crisi di governo. Dopo la bocciatura della norma salva ineleggibili emergono le tante anime del partito, martedì controprova in aula sulla riforma delle province, che è un altro tema piuttosto delicato. E poi vedete anche sul giornale di Sicilia, Bruxelles assediata dai trattori, la protesta dilaga in tutta la Sicilia, giornata di tensioni davanti alla sede del vertice dell'Unione Europea, scontri, incendi ed arresto. Questo quanto è avvenuto ovviamente a Bruxelles. Poi le reazioni PD e Movimento 5 Stelle, compiuta la spartizione mentre la sanità sta scoppiando, insomma sono le reazioni di carattere politico a quanto avviene evidentemente nella nostra regione, ma ci sono anche delle riflessioni anche su alcuni fatti di carattere nazionale. Sul caso Salis interviene la Meloni, rispetto dei diritti, incontro con Orban, e Orban è uno dei protagonisti, diciamo, delle notizie di oggi su tutti i quotidiani nazionali. Mafia ed estorsione all'Arenella, inflitta 3 condanne a Gaetano e Francesco Paolo Scotto, 20 e 12 anni, pena pesante pure per Giuseppe Costa, abbiamo sentito prima, fratello della vedova Schifani, che da tempo ha troncato i rapporti. E poi facciamo, diciamo, una finestra sullo sport. Il Palermo con il Bari punta sull'effetto Barbera, oggi in campo, quindi una importante sfida per la squadra di Corini. Gazzetta del Sud. Eccolo qui il titolo, Messina scopre il suo waterfront, un gruppo di aziende ridisegnerà l'area di Boccetta all'Annunziata, pubblicata la graduatoria che al momento è provvisoria del concorso di progettazione per il nuovo affaccio sul mare. Impianto rifiuti a Mili, slitta l'avvio dei lavori, la gara è andata deserta e dovrà essere riproposta. 1000 trattori assediano Bruxelles, chiesto all'Europarlamento di abbandonare i rigidi vincoli della PAC e anche del Green Deal. La situazione ha rischiato di trasformarsi in guerriglia urbana, quindi situazione piuttosto tesa. Anche qui
Mattarella celebra Sinner, la Davis, ci rivediamo presto, una racchetta in regalo, questo diciamo il dono per il Presidente della Repubblica. Poi a qualche fatto già di carattere nazionale, l'Unione Europea Orbán cede alla unanimità sui 50 miliardi a Kiev, e ancora la Premier chiede all'Ungheria un giusto processo per Salis. E allora, visto che abbiamo il tempo ancora, tregua armata, il test sarà sulle province, si ripropone il tema della crisi alla regione, le scintille nella maggioranza restano sotto traccia, Fratelli d'Italia fa retromarcia e non ritira gli assessori. In commissione via libera alla riforma sull'ente locale che non torna in aula, che torna in aula, e quindi qui ci sarà chiaramente da verificare se questa maggioranza tiene oppure no la prova dell'aula. Un paio di notizie un po' più leggere prima di chiudere la rassegna stampa di questa mattina. Intanto siamo sempre sulla Gazzetta del Sud. Al Festival di Sanremo arriva John Travolta, aspettando Sanremo. La star di Hollywood sarà ospite della seconda serata mercoledì 7 febbraio, e poi insomma Amoroso, Mannoi e Gali sono i big top, diciamo, nella classifica già sui social. Vedremo che cosa succederà. Chiudiamo con il calciomercato, perché ieri sera alle 20 è calato il sipario dopo un mese di trattative per il mercato di riparazione. Il personaggio, quello che viene raccontato stamattina per Palermo, arriva Traoré, talento del Milan che sbarcò a 11 anni, i prestiti con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, la storia del falso cognome. C'è una bella storia dietro a questo nuovo acquisto del Palermo, che arriva via Milan ma arriva comunque in prestito, non è a titolo definitivo il giocatore. Ma intanto vediamo l'altro acquisto di questa sessione, Diakité alla presentazione, a destra invece c'è per l'appunto Traoré, che ha un grande sponsor nel Milan, Rafael Leao, diciamo il suo grande amico che lo ha sponsorizzato. E poi le vicende che riguardano invece il Catania, che sarà in campo questa sera a Foggia, un duello per risalire in classifica. Lotteremo subito per andare in Serie B, sono le parole di Lucarelli. In caso contrario tenteremo l'anno 21 senza rivoluzionare l'assetto del gruppo, ma puntellando soltanto l'organico. Le sfide difficili mi hanno sempre, insomma, esaltato, però c'è chiaramente anche il mercato per il Catania, salto finale per Artistico, ma l'attaccante è rimasto al Francavilla, sessione chiusa per le cessioni con le cessioni in prestito di Popovic, Bocic, Radinetti e Zanellato. Restano a Catania Marsura e Mazzotta. Questo è, diciamo, il quadro delle principali operazioni di mercato tra Catania e Palermo. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, tra poco quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. E allora ripartiamo con i quotidiani nazionali, lo facciamo con la prima pagina di Repubblica. Il tema è quello della marcia dei trattori. Gli agricoltori mettono a ferro e fuoco Bruxelles per protestare contro il Green Deal, il grano di Kiev e lo stop ai pesticidi. La von der Leyen apre ai manifestanti e promette di aiutare il settore. I leader dell'Unione Europea sono favorevoli ad un consiglio straordinario, ma intanto Orbán piega la testa e dà il via libera ai 50 miliardi di aiuti per l'Ucraina. Altre notizie sulla prima, vedete questa foto, il fuoco che c'è qui chiaramente a Bruxelles, quello che è successo chiaramente ieri davanti al Parlamento europeo. Ma c'è un'altra foto che arriva diciamo di spalla, possiamo dire così, mappamondi, le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, la sanzione degli Stati Uniti contro le violenze degli insediamenti in Cisgiordania. Biden è piuttosto duro, una dottrina Biden per il Medio Oriente. L'editoriale, insomma la firma, l'approfondimento è di Thomas Friedman su Repubblica. E poi il caso Ilaria Salis, Meloni, molti stati usano le catene, si tratta per i domiciliari in Italia, questioni chiaramente di carattere anche politico messe in evidenza da
Repubblica. Allora, visto che stamattina ci siamo, possiamo subito vedere qualche approfondimento proprio dalle pagine interne e parlare di quello che è accaduto in Unione Europea, all'Unione Europea, perché ha varato questi aiuti da 50 miliardi. I leader costringono Orbán alla resa, la minaccia di ritorsioni economiche ha diciamo, cancellato il veto di Budapest. Zelensky ringrazia, è un chiaro segnale, Europa ed Ucraina resisteranno. Questa è la presa di posizione. Il tema è affrontato anche dalla stampa, vedete il saldo a Kiev, Budapest cede, c'è l'accordo a 27 sui 50 miliardi all'Ucraina, la mediazione di Meloni, abbiamo lavorato per l'unità, una trattativa piuttosto complessa in 4 punti, il veto, poi ancora il ricatto, il veto perché il premier ungherese era rimasto l'ultimo europeo ad opporsi. Perché bisogna votare all'unanimità. Esattamente, il ricatto in cambio del suo via libera aveva proposto 3 condizioni, innanzitutto che l'assistenza finanziaria a Kiev fosse rivista e autorizzata ogni anno e poi le condizioni Budapest chiedeva inoltre di essere esentata dal pagamento degli interessi. Il successo è successo praticamente che alla fine in qualche modo lo hanno stretto nell'angolo, è rimasto da solo e sono riusciti a centrare questo obiettivo. L'altro tema invece che troviamo stamattina sui quotidiani e lo rivediamo anche dunque sul Corriere, aiuti all'Ucraina, Orbán vota sì, Europa compatta, la mediazione di Meloni, i colloqui con Budapest sul caso Salis, ed è questo diciamo il tema che si ritrova. Ilaria, il piano e le garanzie per i domiciliari in Italia. È un tema che viene approfondito per l'appunto dalla Corriere nelle pagine interne. Salis, la Premier chiede dignità ma la Lega attacca ancora. Meloni sollecita Orbán, poi aggiunge anche in altri paesi le catene. Oggi il padre va dalla russa, dal Presidente del Senato. Queste sono le immagini che hanno fatto indignare. Poi ancora maestra, no è supplente alle medie. Secondo il sito Tutto Scuola avrebbe anche insegnato italiano e latino in alcuni licei milanesi. Questa insomma è la sua vita professionale di questa giovane che è stata arrestata in Ungheria. La Meloni, diritti per Ilaria ma altri usano le catene, si tratta sui domiciliari, sono un po' i temi che si rincorrono sulle pagine. E poi Salis, ecco l'ultima beffa, il verbale in ungherese, Meloni decidono i giudici, la nuova lettera dal carcere di Budapest, interrogata e costretta a firmare senza capire, il padre dell'insegnante pronta la querela a Salvini, le sta spingendo la testa sotto l'acqua. Insomma, è diventato un caso che abbraccia davvero tantissime questioni. Ma parliamo dei trattori, quello che è successo ieri a Bruxelles. Il Corriere della Sera, gli agricoltori assediano Bruxelles, von der Leyen apre meno vincoli, la Presidente della Commissione, presenteremo una proposta di semplificazione burocratica, perché evidentemente si lamentano anche di questo gli agricoltori. I trattori assediano l'Unione Europea, spaventano i leader, la von der Leyen apre giornata di tensioni per le vie di Bruxelles, gli agricoltori cambiano l'agenda del Consiglio europeo, Macron non vuole lasciare la protesta ai sovranisti e ottiene concessioni, la Meloni parla di politiche sbagliate. E poi vedete anche qui un'altra foto piuttosto forte e emblematica, una serie di foto che sono pubblicate dalla stampa. La guerriglia di Bruxelles, riferimento a quanto accaduto davanti al Parlamento con la rabbia di 1300 trattori arrivati da tutta Europa, quindi una situazione piuttosto calda e incandescente. Altro tema di stamattina che leggiamo dal Corriere, ma che abbiamo già visto nelle giornate passate, la ragazza del caso Grillo Junior. Questo è il racconto, non sentivo più il corpo, sono una sopravvissuta, il processo in Sardegna, diceva resisto, poi la crisi di panico, una bruttissima vicenda, una bruttissima storia. Torniamo adesso a occuparci di altre prime pagine, vediamo quali sono i fatti che vengono stamattina riportati in primo piano. Come vedete, intanto cominciamo dal Messaggero, bonus delle mamme, fino a 3.000 euro a chi lavora, arriva la circolare, subito 500 euro per chi ha 2 figli, questo è per il bonus
mamme. Ancora dalla prima pagina il tema sulla Cecchettin fa scoprire uno stupro e la prof salva l'allieva. Una storia che arriva da Latina, denunciato l'ex fidanzato, nel componimento descritti violenze e soprusi. Davvero incredibile. E poi solo 6 anni al marito, uccise la moglie, malata terminale, gesto altruista secondo i giudici. Lasciamo il Messaggero, adesso c'è il Giornale, apertura che è un po' diversa rispetto a tutti gli altri quotidiani. Ricatto Fiat, ora è guerra con il governo. L'amministratore delegato Tavares minaccia senza incentivi via dall'Italia, ipotesi partecipazione statale. Il nodo Stellantis secondo il Giornale. Poi la Meloni mette d'accordo l'Europa e Orbán, fondi per 50 miliardi, anche qui Salis, le carte dell'accusa, ma il papà querela Salvini. L'altra notizia stamattina che campeggia, Hamilton in rosso, rivoluzione Ferrari, la notizia che ha veramente scosso il mondo dei motori, soprattutto la Formula 1. L'Europa si ricompatta, questo è quanto scrive questa mattina Avvenire. Leggiamo, Budapest ottiene in cambio uno sconto sui fondi comunitari bloccati per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Meloni mediatrice con Orbán, sul tavolo c'è il caso Salis e anche l'ipotesi di un ingresso nelle file dei conservatori. Questa è la merce di scambio, la merce di scambio. Qua. Cioè il fatto che Orbán possa entrare nel raggruppamento dove c'è la Meloni. E ancora leggiamo, Italia più povera e sprecona, nel bidone 13 miliardi di cibo, i dati crescono dell'8%, gli avanzi che finiscono in pattumiera. E poi ancora leggiamo, oltre 1000 trattori invadono Bruxelles, Prandini di Coldiretti, troppe follie green, queste sono le parole dell'esponente di Coldiretti. Ora il Fatto Quotidiano, vediamo su che cosa apre. In ginocchio da Elkann, questa è l'apertura scelta questa mattina dal Fatto Quotidiano, vediamo un po'. Avevano scherzato, ricattato con gli esuberi, il governo offre incentivi su misura ed una quota pubblica, intanto la Ferrari si prende Hamilton. Questo è il riassunto con la Stellantis, ma minaccia tagli, Urso regala 1 miliardo. Questo è quello che il punto di vista del Fatto Quotidiano quotidiano. Questa mattina. Altre notizie, sempre dai quotidiani, possiamo vedere anche il Manifesto. C'è una fotonotizia in apertura, la vediamo subito, eccola qui. Me ne frego, questo è quello che scrive stamattina il quotidiano Il Manifesto. Ilaria Salis in catene, accade in vari paesi anche occidentali. Meloni difende Orbán e rinsalda l'asse sovranista. Il premier ungherese rivela dopo le europee pronta a entrare nel gruppo dei conservatori, quello della leader italiana. Quindi insomma trovano... L'accordo è questo. Qual è stato il motivo, diciamo, dell'accordo? I prenditori, siamo sul Libero, Elkann sfida l'Italia, arriva 1 miliardo di incentivi per l'auto, ma Stellantis ancora appetito, senza aiuti per l'elettrico gli impianti restano a rischio e il governo apre ad una partecipazione statale. Poi ancora, già santificata Ilaria d'Ungheria, così scrive, la campagna della sinistra per la Salis degenera, ma il padre tifava per Orbán, anche lui attivista, però di destra, quindi insomma vanno a scavare nelle vite poi nel passato. Cosa c'entra il padre con lei? Esattamente. Su Kiev l'Europa salva la faccia grazie a Meloni. E poi attenzione a questa notizia che c'è su un paio di quotidiani che riguarda il dopo Berlusconi, fine di un'epoca, Villa Certosa ora è in vendita. E ancora, sempre su il quotidiano Libero stamattina, vedete, sberla alla Rai, Amadeus andrà da Fazio, quindi una sorta di sfida in qualche modo del prossimo conduttore del Festival di Sanremo. C'è un minuto, sì, e allora certo. Nel prossimo minuto leggiamo anche la prima pagina del Tempo di Roma. Eccola qui, la prima, l'Unione Europea piega Orbán, aiuti all'Ucraina, decisivo l'intervento di Giorgia Meloni sul presidente ungherese, sia l'aumento di bilancio, a Kiev avranno 50 miliardi, 2 al dossier immigrazione.
Poi ancora Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, ora bisogna dire basta alle follie ambientaliste. E poi la rabbia dei coltivatori a Bruxelles, proteste, scontri e 4 arresti. I coltivatori che dicono in romanesco: a questi l'unica campagna che gli interessa è quella elettorale. Diciamo, è davvero esemplificativo. Ancora una volta Osho stamattina. Vabbè, chiudiamo con una risata tutti questi temi così importanti. Va bene, guardiamo che tempo che fa, il tempo che fa, e poi dopo parleremo di una bella iniziativa che prende il comune di Misterbianco per aiutare i cani che sono randagi e che sono nel canile. State con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì stabile ed assolato su gran parte della nostra penisola, solo un po' di variabilità potrà insistere sulle regioni meridionali, in particolar modo sulla Sicilia settentrionale. Come dicevo, condizioni di variabilità sulla Sicilia nella giornata di venerdì, con nuvolosità a tratti irregolare sui settori settentrionali, con qualche possibile debole fenomeno, specialmente al mattino. La ventilazione in rinforzo, con mari da poco mossi a mossi, in particolar modo al largo. Temperature massime senza variazioni, con punte intorno ai 15 gradi. Nel corso della giornata di sabato tempo stabile ed assolato, qualche velatura solo in transito senza precipitazioni, la ventilazione ancora a tratti sostenuta, con mari da poco mossi a localmente mossi ma solo al largo, e temperature massime in lieve rialzo di qualche grado, con punte che si aggireranno intorno ai 16 gradi. Dettagli maggiori ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è. Eccoci di nuovo in diretta, diamo il benvenuto a Salvo Foti, che è assessore all'ecologia del comune di Misterbianco. Loro sono promotori di una bella iniziativa in difesa dei nostri amici cani a Misterbianco, appunto, in 3 punti. Cominciamo da quello più evidente: uno sconto di 200 euro all'anno per chi? Per chi decide di adottare un cane. Ovviamente ci tengo a precisare che l'obiettivo dell'amministrazione, e quando intendo amministrazione intendo tutte le sue componenti, perché l'emendamento è stato presentato dalla Commissione senza nessuna, diciamo, appartenenza partitica, ma all'unanimità da tutti i componenti, ed è stato anche votato da tutto il Consiglio Comunale, quindi voglio dire... Lo sconto è sulla Tari. Sulla Tari. Quindi 200 euro in meno se uno adotta un cane. Perché purtroppo nel canile, insomma, ce ne sono parecchi. E infatti l'obiettivo dell'amministrazione non è le 200 euro di sconto sulla Tari per il cittadino, ma infatti l'emendamento è stato nominato svuotamento dei canini, perché l'obiettivo nostro è quello di dare affetto, amore e una famiglia a questi, soprattutto ai cuccioli, che fanno una tenerezza quando li vai a trovare lì nel canile. Quindi l'obiettivo è proprio dare una famiglia ai cani, piuttosto che il risparmio dei 200 euro per l'utente. Poi c'è un secondo provvedimento, una riduzione del 5% della Tari, in questo caso per chi? Per chi, diciamo, richiede l'addebito sul conto corrente. Per semplificare, diciamo, esatto. La burocrazia. È un'agevolazione che uffici, l'amministrazione anche per aiutare gli uffici che, per esempio, come in questo periodo si trovano sovraffollati, perché la gente giustamente quando ti arriva magari una bolletta ritiene di esserci qualche errore, quindi chiede diciamo, di parlare con l'utente e con l'impiegato, ma diventa complicato gestire tantissimi utenti. Lo può fare anche via email. Via mail, non c'è via bisogno. mail. Quindi in questo caso 5%, un po' sì. meno, però è sempre importante, no? Ovviamente tutto fa brodo, come si dice, oggi come oggi è complicato portare avanti una famiglia, arrivare alla fine del mese. Giusto. Poi c'è un'estensione integrale della Tari, e questo è interessante per chi? L'esenzione totale sono per quegli, diciamo, persone anziane che abitano da sole, quindi monoreddito, o chi ha magari qualche disabile all'interno, diciamo, del suo nucleo familiare. Abbiamo sempre cercato di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli. E ovviamente è giusto che l'esenzione venga considerata per chi ha difficoltà, certo, veramente ad andare avanti, a portare avanti, diciamo, una famiglia. Però comprendete anche associazioni che per esempio utilizzano ovviamente, mafia, no? Tutte quelle associazioni alla quale sono stati affidati beni confiscati alla mafia, che tanto fanno per il nostro territorio. Certo. E quindi ovviamente ci è sembrato giusto, siccome
si autofinanziano, quindi ci sembra giusto anche diciamo, intervenire in questo senso. Perché l'evasione della Tari da voi com'è? Alta? Abbastanza una percentuale qui a abbastanza Catania alta. Voglio dire che non siamo secondi a nessuno, quindi tutta la provincia, voglio dire, ma le difficoltà sono proprio quelle, in quanto noi sappiamo che il tributo Tari è a totale carico al 100% del cittadino. Quindi diventa molto difficoltoso quando c'è una percentuale alta di mancata riscossione, diventa un problema. Ma è privata la sensibilità per i poveri animali che stanno nel canile oppure la necessità di mettere in ordine i conti? Assolutamente. L'obiettivo principale dell'amministrazione è quello di aiutare questi poveri animali. Mi crede, io essendo assessore anche al randagismo vado molto spesso a visitare i canili. Noi abbiamo tuttora 2 canili che ospitano i nostri cani, no? Più un'altra struttura che è gestita da un'associazione, anzi ne approfitto per ringraziare queste ragazze che sono delle volontarie e fanno tutto a titolo gratuito e sono meravigliose. E qui stiamo vedendo qualche immagine che sono veramente portato. meravigliose, perché tutti i giorni ovviamente facendo dei turni scendono a pulire i cani, a curarli, a dargli da mangiare, a pensare al veterinario. Sono delle volontarie che provengono più o meno da dove? Da famiglie, impiegati? No, diciamo sono ragazze che hanno la propria vita, sono tutte giovani la maggior parte, c'è anche qualche signora più grande, però hanno questo amore sviscerato per gli animali, in particolare molte volte per i cani, perché poi è anche una questione di pelle, di sensibilità personale, no? E quindi loro dedicano molto tempo della loro vita a questa passione. Sono le prime ad intervenire quando c'è una segnalazione, per esempio avvistamento di un cane sulla 121 piuttosto che un terreno abbandonato, loro sono le prime ad intervenire. C'è una fitta collaborazione con la polizia locale e con l'ufficio randagismo. Devo dire che facciamo tanto, ma c'è ancora tantissimo da fare. L'abbandono dei cani è diffuso, perché anche in tutta la provincia qua a Catania. Purtroppo sì. Basta passeggiare nei centri commerciali e vediamo che ogni 2 o 3 persone, diciamo il 30, il 50% passeggia col cagnolino. Il problema è che magari, non vorrei esagerare nel mio pensiero, sia diventata una moda. Sì. E allora che succede? Che io devo avere il cane perché ormai è una moda, ce l'hanno tutti. Poi magari, siccome è un impegno molto, deve essere costante e ti impegna veramente, perché se tu hai un cagnolino hai difficoltà a lasciarlo da solo, se tu hai un cagnolino quando devi organizzare le vacanze diventa difficile. Beh, certo. Quindi voglio dire, molte volte poi magari si stancano, E che fa? come tutte le mode, diciamo, qualcuno più sensibile magari cerca di affidarsi a qualche associazione, a qualche ente, qualcuno meno sensibile lo abbandona per strada. Sì. E questo purtroppo è un malcostume che non è solo per dire No, Bianco. per carità, non mi voglio allargare in tutta la provincia. Sì, perché all'origine c'è l'idea di assomigliare, fare fanno gli altri, ma in realtà non c'è un'ispirazione perché profonda, è diventata una vera e propria un moda, amore vero per i cani. Assolutamente no. E l'impegno è importante perché naturalmente i cani hanno bisogno la passeggiata, gli orari, le cose. Io ho un cagnolino a casa, ora è abbastanza grandicello, dopo Lei l'ha preso dal canile? No, diciamo che ha 14 anni, quindi è anche quindi abbastanza vecchio, sì. Però effettivamente ti limita nella tua libertà, perché se tu lo fai con amore, sai, soprattutto ora che è anziano, è come quando era cucciolo. Ha paura di restare da solo, ha bisogno di avere sempre qualcuno vicino, quindi molte volte facciamo i turni con mio figlio o con la sua fidanzata per cercare di evitare di lasciarlo. Questo è molto bello, è una sensibilità che forse andrebbe, fatta conoscere, no? Diciamo che noi, soprattutto chi si occupa di questo settore, cerchiamo di sensibilizzare la gente parlandone, però ovviamente è tutto un fatto personale. Certo. Non tutti hanno questa sensibilità. Ma da quando avete cominciato questa campagna Tari e cani? Da poco o in corso? Sì, diciamo che l'emendamento è stato approvato, in commissione avevamo la trattazione del regolamento per apportare alcune modifiche. E siccome già se ne parlava da tanto, lo fanno in altre città, voglio dire, avevamo deciso come amministrazione di dare questo input che è stato subito ricevuto dalla persona. Qual è l'accoglienza che avete avuto? Cioè c'è un'adesione su questo? Sì, diciamo che ancora siamo in itinere, abbiamo già gli uffici competenti, c'è l'ufficio tributi assieme all'ufficio randagismo, hanno già messo su un modulo, diciamo che già da ieri o dall'altro ieri si può richiedere, perché come funziona? Tu fai la richiesta,
l'ufficio competente ti mostra delle foto, le può inviare anche tramite email, perché per i cani che sono adottabili, perché non tutti i cani sono adottabili, Certo. perché magari dopo tanti anni che sono in canile, soprattutto con le più adulte, è più complicato, no? E quindi succede, tu ti scegli il tuo cane, l'ufficio fa un colloquio al richiedente assieme alle associazioni, perché hanno molta esperienza e sensibilità nel capire se tu veramente sei un soggetto adatto, perché molta gente potrebbe pensare, cioè beh, ora mi prendo il cane e risparmio 200 euro sulla Tari, ma non è così, perché l'ufficio ha già predisposto dei controlli assieme alla polizia locale con una certa cadenza e a sorpresa, dove tutto deve, diciamo, sempre essere. L'importanza è che il cane sarà trovato sempre in ottima forma, quindi in ottimo stato, che si capisca che è stato trattato bene e che viva un ambiente, diciamo, consono. Quindi diciamolo, saranno fatti anche dei controlli. Ovvio. Quello è la Non prima. può essere un trucco per avere. Assolutamente no. Diciamo che la richiesta deve essere rimodulata ogni anno, perché l'ufficio tributi deve avere l'input dall'ufficio randagismo, che dopo aver fatto i controlli e verificato che tutto va bene, dice ok, anche per quest'anno l'utente può usufruire dello sgravio. In ogni caso rimane una bella iniziativa per la quale vi facciamo i complimenti. Dateci notizie poi su come vanno le cose. Grazie all'assessore Salvo Foti, che Grazie è assessore a voi per all'ecologia, e l'invito. anche al randagismo del comune di Misterbianco, che ha preso questa bella iniziativa per aiutare i cani e contemporaneamente E dare un venire anche sostegno, incontro ai nostri utenti, ai nostri ai cittadini. cittadini per Ci mancherebbe. una riduzione della Tari. Buon lavoro e grazie ancora, facciamo una pausa e poi fra poco torneremo a parlare di Sant'Agata. State con noi. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, con noi c'è Anna Agosta che è presidente dell'associazione Tamaia, una onlus contro la violenza sulle donne, e naturalmente voi cogliete l'occasione delle imminenti feste per Sant'Agata per ricordare questo tema drammatico della violenza maschile sulle donne, è vero? Buongiorno, grazie intanto per l'invito e buongiorno a tutti e a tutte. Sì, abbiamo colto l'occasione dei festeggiamenti agatini per mantenere alta l'attenzione sul tema della violenza maschile sulle donne, che spesso se ne parla solo in occasione della giornata internazionale o ai noi quando accade un femminicidio. Qual è la situazione adesso attualmente? Beh, la situazione per noi è sempre la stessa, nel senso che il telefono continua a squillare costantemente, abbiamo numeri molto alti, circa 250 donne ogni anno si rivolgono a noi. 250 in Sicilia? 250 nel territorio di Catania. Quindi sono numeri molto alti, tra l'altro il nostro territorio è stato scenario di numerosi femminicidi, dal 2020 al 2023 sono stati 11 femminicidi su Catania, sono numeri altissimi, sì, altissimi. Circa il 36% in Sicilia, che è sempre una delle regioni insieme al Veneto che ha il numero più alto di femminicidi. Scusi questa contabilità un po' violenta, ma siamo sulla media nazionale più alta? In Sicilia più alta, per numero di femminicidi più alta. La Sicilia e il Veneto sono le regioni con più alto numero di femminicidi. Poi invece il trend delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza è corrispondente. Noi facciamo parte di una rete nazionale di centri, che è la rete Dire, ogni anno accogliamo circa 20.000 donne su tutto il territorio nazionale. Sono numeri che non diminuiscono, anzi sono sempre di più in aumento, e questo vuol dire che le donne si rivolgono con fiducia ai centri antiviolenza, perché ricordiamo che una donna su 3 subisce una violenza e solo il 30% chiede aiuto, si rivolge ad un centro, fa una denuncia, quindi c'è un sommerso incalcolabile. Una su 3 nel mondo subisce una forma di violenza o la sta subendo. E soltanto il 30% poi chiede aiuto. Chiede aiuto, quindi il sommerso è davvero incalcolabile, davvero incalcolabile. E voi naturalmente approfittate per, come dire, la somiglianza della storia di Sant'Agata con
quella di una aggressione, di una violenza nei confronti della donna. Sì, diciamo... Volete che in qualche modo, l'ha detto anche l'arcivescovo Renna questo. Esatto, sì, noi abbiamo approfittato abbiamo scelto di una testimonial come Sant'Agata per contrastare la violenza maschile sulle donne e mandare un messaggio a tutti i cittadini e a tutte le cittadine. Alle cittadine di avere il coraggio che ha avuto Sant'Agata di dire no a un'imposizione. Al di là della sua scelta per la fede cattolica, comunque ha detto di no ad un potere che è quello patriarcale di imporre la propria volontà dell'uomo sulla donna. Quello è un esempio tipico della parola patriarcato che si è usata molto in quest'ultimo periodo, ma è un esempio estremo forse, no? Perché arrivare Quinziano faceva quello che praticamente voleva, quindi poteva anche decidere della vita e della morte delle persone come Agata che si rifiutavano, ma il patriarcato resiste ancora. Il patriarcato esiste e resiste perché è la cultura di cui tutti e tutte siamo permeati, perché questo è quello che ci insegnano, quindi finché non ci sarà, come dire, un cambio di passo culturale in cui gli uomini e le donne saranno su uno stesso livello, chiaramente sono diversi gli uomini e le donne, noi lo diciamo, ma devono avere appunto pari opportunità e pari diritti. Questo ancora non esiste, perché? Perché ci sono stereotipi culturali che legittimano questa cultura, perché ancora ad oggi le donne che subiscono violenza non sono molto spesso credute, sono rivittimizzate, sono giudicate anche per il portato politico delle cose che raccontano, quindi ancora oggi la violenza non è riconosciuta, è minimizzata anche da chi dovrebbe appunto sostenere le donne. Non c'è una contraddizione fra giustamente le vostre campagne, le vostre e quelle di tante altre associazioni, ma anche delle istituzioni, perché ci siano le denunce, e il fatto che poi molto spesso rimangono lì, perché uno dice ma è sicura, ma è così, le domande, come era vestita, questo o quell'altro. Questo è proprio legato agli stereotipi culturali e di genere che non permettono poi un'effettiva come dire, accoglienza delle donne, e quindi anche nei procedimenti penali a cui fa riferimento lei, un'effettiva poi processo giusto per quelle donne. Il punto è che a fronte di queste campagne che rimangono solo sulla carta a livello istituzionale non c'è poi un'assunzione di responsabilità chiara, quindi la politica non si assume la responsabilità di trattare l'argomento, il tema della violenza maschile sulle donne in maniera strutturale e sistemica, perché a fronte di un inasprimento delle pene sarebbe necessario anche attivare politiche di prevenzione finanziate, attivare formazione capillare, prevedere una formazione capillare per tutti gli operatori e le operatrici che sono chiamate ad accogliere le donne, e non da ultimo, e lo dico in quanto appunto chiamata in causa presidente di un'associazione che in fondo gestisce un servizio, sostegno ai centri antiviolenza. Voi fate campagne social, quindi come dire, uno può anche al riparo, avendo anche preoccupazione, paura eccetera, si può rivolgere a voi. Come si fa? Noi garantiamo l'anonimato e la riservatezza, quindi le donne che si rivolgono a noi possono farlo ovviamente attraverso una linea telefonica, che è il nostro numero, lo 095 72 23 990. Solo quello c'è? O avete abbiamo anche un numero, un indirizzo social? Abbiamo un indirizzo social che è appunto il Facebook Tamaia. di Tamaia, l'Instagram di Tamaia con la TH, esatto. Ancora molti sbagliano. E il telefono è lo 095 72 23 990. E lì rispondono sempre rispondono delle operatrici formate, altamente formate, che fanno con la donna una valutazione del rischio, perché la donna ci può chiamare anche in situazioni di emergenza, fanno con lei una valutazione della situazione globale, prendono poi un appuntamento e la donna si rivolge al centro. Il nostro numero è collegato al numero verde nazionale, che è il 1522, che si accede appunto gratuitamente. Sì. Sul territorio di Catania siamo noi le referenti. Tamaia esiste da quasi 23 anni, ha accolto in questi anni quasi 6.000 donne. È un nodo fondamentale per l'accoglienza delle donne che subiscono violenza. Senza Tamaia sul territorio di Catania le donne che subiscono violenza non troverebbero accoglienza specializzata. Questo vuol dire che avete rapporti diretti con le istituzioni e con le forze di polizia anche? Assolutamente, noi coordiniamo la rete antiviolenza del territorio della città metropolitana di Catania ormai dal 2008 con un protocollo d'intesa, e lavorare in rete ci permette di attivare buone prassi per l'accoglienza delle donne,
come dire, capire quali sono state le criticità, aggiornare tutti gli operatori attraverso delle formazioni. Partiremo adesso a breve con un corso di formazione che coinvolgerà tutti gli attori della rete antiviolenza su un altro nostro progetto, quindi la nostra attività, come dire, è strutturale e sistemica di contrasto, quindi l'accoglienza, la formazione, la prevenzione, anche la sensibilizzazione. Questo naturalmente è un versante fondamentale delle donne. Per quanto riguarda gli uomini, mi ha colpito molto l'arcivescovo Renna, che l'altra sera si rivolse in maniera esplicita e anche piuttosto severa nei confronti degli uomini, dicendo: se voi vi permettete, siete quinziano, non siete fedeli di Sant'Agata. Devo dire, ha colpito molto anche me, io ero presente, siamo state invitate da padre Barbaro Scionti e queste parole del vescovo sono state molto significative per noi. Tra l'altro la nostra campagna social prevede anche un messaggio simile, vedrete appunto ancora non era uscito il post specifico, ma su Facebook andiamo proprio a dare un messaggio del genere, cioè Sant'Agata, una di noi, Quinziano, uno di voi, riferendoci ovviamente agli uomini maltrattanti. Quindi in questo momento di forte presenza anche dei devoti in città, dare un messaggio del genere è dirompente e ha un valore politico per noi molto forte, quindi abbiamo apprezzato tantissimo le parole dell'arcivescovo. Ci vorrebbe forse un'associazione, un'iniziativa degli uomini, di noi uomini. Che dite? Ci sarebbe bisogno forse di una presa di coscienza, perché ci sono dei servizi proprio rivolti agli uomini maltrattanti, ma noi diciamo sempre bene che ci siano questi servizi di accoglienza, però tutto deve partire da una rivisitazione critica delle proprie condotte di violenza, quindi un'assunzione di responsabilità e una dichiarazione netta di, come dire, di avere un problema, e quindi è necessario poi risolverlo, certo. Ovviamente. Siete in tante lì a Tamaia? Noi siamo, l'associazione è composta da 18 socie, ma abbiamo tantissime donne operatrici che si approcciano all'associazione per un interesse, per la voglia di spendersi per i diritti delle donne. Abbiamo convenzioni con le università, facciamo tirocini, quindi in questo momento siamo oltre 20 donne che lavoriamo. Ma sono professioniste? Professioniste di ogni genere. Dietro l'associazione c'è un gruppo di donne professioniste che dalla creazione delle grafiche, grazie alla nostra Licia Castoro, che è una grafica bravissima, alle nostre avvocate, le psicologhe, le sociologhe, un gruppo di professioniste altamente formate sul tema, che si forma continuamente, quindi è un lavoro che non è assolutamente improvvisato. Per questo noi diciamo alle donne: rivolgetevi ai centri antiviolenza, perché lì trovate aiuto competente, sostegno, supporto. Quindi, per chiudere, facendole naturalmente i complimenti per le iniziative di Tamaia, abbiamo detto purtroppo è un fenomeno che non si arresta, anzi forse aumenta. Allora, diciamo che il nostro trend è sempre abbastanza stabile. Ci sono dei periodi in cui aumenta molto, quando noi riusciamo ad offrire una maggiore apertura, e lo offriamo tramite la nostra progettazione indipendente, perché quello che arriva qui lo porta l'associazione Tamaia, questo lo possiamo dire. Quindi diciamo che all'aumentare dell'offerta aumenta la domanda. Questo vuol dire che c'è tanto sommerso. Se le donne hanno più possibilità di chiedere aiuto, lo chiedono. Questo è molto importante, perché non vuol dire che sono aumentate le denunce, è aumentato il coraggio di denunciare. Esatto. Questo molto ovviamente spesso, poi non sempre, ma sì, insomma. anche grazie a queste campagne di sensibilizzazione, arrivare a quante più donne possibili. Noi siamo state anche a Sanremo, proprio in un contesto che non è il nostro ovviamente, certo, ma portare un messaggio anche ad una fascia di donne giovanissime che magari non conoscono i centri antiviolenza. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha aperto anche a tutta questa fascia di giovani donne che, ascoltando le parole della sorella, si sono riconosciute, perché magari quel tipo di messaggio l'hanno ricevuto anche loro, allora hanno capito che quella è una forma di violenza e va denunciata e va chiesto aiuto. Grazie a Anna voi. Costa, che è presidente di Tamaia Onlus Antiviolenza. Speriamo che, come dire, la circostanza della coincidenza della festa di Sant'Agata possa, come dire, essere utile anche per quello, il lavoro importantissimo che fate voi. Grazie. Buon grazie. lavoro, adesso facciamo una breve pausa e poi di nuovo torneremo in diretta e parleremo dell'assegno di inclusione. State con noi, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, parliamo di assegno di inclusione, lo vogliamo fare da Palermo direttamente con il nostro Marco Gullà che ha un ospite, Davide Grasso, titolare di un centro assistenza fiscale, quelli che noi chiamiamo in breve CAF. E cominciamo da un dato che ci ha sorpresi, Marco. Le domande sono state tantissime subito, naturalmente, oltre 400.000, ma addirittura già ne sono state respinte più di 100.000. È così, Marco? Assolutamente sì, buongiorno Michele. Una domanda che adesso gireremo, inoltreremo direttamente al nostro ospite, appunto a Davide Grasso. È una domanda che a sua volta è molto pertinente con il caos che si è creato, Davide, proprio non soltanto nel tuo CAF, nel tuo patronato, ma anche alle poste. Insomma, c'è molta gente che arriva appunto anche per andare a ritirare praticamente l'importo e invece non trova nulla perché la domanda è stata respinta. Sì, sì, assolutamente, c'è stato un caos perché molti insomma si aspettavano di avere insomma la domanda accolta, invece insomma se la sono ritrovata respinta, soprattutto i pensionati per esempio che pagano un affitto, pagano magari 300-350 euro d'affitto e si ritrovano una pensione da 500 euro, il limite reddituale per questi è cambiato insomma con l'assegno di inclusione, ma questa cosa non era assolutamente chiara, anzi non lo è ancora, in quanto praticamente il limite reddituale per i pensionati è sceso a 6.000 euro anche pur avendo l'affitto, mentre prima con la pensione di cittadinanza era 9.360 e quindi veniva data loro la differenza, quindi 280 euro d'affitto veniva data come differenza. Adesso insomma con l'assegno di inclusione tutto ciò cambia, nel senso che anche pur avendo una pensione di 450, 500, 520 euro, superando i 6.000 euro non hanno più diritto nemmeno all'integrazione per l'affitto. Dopodiché anche per chi ha dei carichi di cura, ovvero mi riferisco a tutte quelle famiglie che hanno almeno 3 figli minorenni o comunque hanno un figlio che ha meno di 3 anni o hanno all'interno un invalido, deve essere attribuita la quota dello 0,40. Quindi in gergo, quindi in termini insomma in soldoni, vuol dire insomma devono avere 200 euro in più che in realtà non si sono ritrovati. Quindi anche qui non abbiamo capito Marco, ancora il motivo. Siamo stati sommersi da questi dati che ci ha dato il tuo interlocutore Davide Grasso. Andiamo con ordine, vediamo un po' a uno quali sono i problemi. Sì, e infatti io direi che il problema principale, Michele e Angelo che siete in studio, è quello che c'è stato un ulteriore praticamente taglio di domande. Quindi non soltanto tutte quelle persone che non hanno potuto presentare la domanda per l'assegno di inclusione proprio perché rappresentano degli occupabili, ma queste domande che sono state fatte c'è stato un taglio di 100.000 persone. Sì. Ulteriore ridimensionamento di questo sussidio. Assolutamente sì. Consideriamo quindi per esempio il pensionato che percepisce 500 euro al mese, paga 350 euro d'affitto, si aspettava insomma l'integrazione sull'assegno di inclusione di almeno 280 euro, come succedeva prima, cosa insomma che non è avvenuta con l'assegno di inclusione. Poi, altra cosa, ci sono state delle persone, per esempio un importo di 855 euro, sono andati a ritirare la carta, cosa assurda, si sono ritrovati 280 euro anziché 855 euro. Perché? E dopo qualche giorno è arrivata insomma l'integrazione dell'importo, ma dopo qualche giorno, quindi all'inizio il caos più totale, la gente veniva qui da noi, ci diceva ma voi ci avete sbagliato la pratica, come mai è successo questo? In realtà noi controllavamo l'importo e vedevamo insomma che l'importo era corretto, però effettivamente la signora veniva con la carta e ci faceva vedere insomma che aveva ricevuto soltanto 280 euro. Quindi Davide, ci sono però delle storie molto molto particolari, delicate. Tu hai fatto cenno ai pensionati. Queste domande respinte stanno ulteriormente aggravando la situazione di queste persone. Abbiamo anche raccontato in questi giorni noi di TG Sicilia di situazioni molto molto precarie, gente che in questo momento veramente non può fare la spesa. Sì, assolutamente. Se la gente prima percepiva insomma 1.000 euro al mese, adesso ne percepisce 800 euro perché la quota dello 0,40 è stata tolta, è stata abolita e ancora non si capisce nemmeno il motivo. Se prima la gente faceva fatica a campare con 1.000 euro, con 900 euro, figuriamoci con 700 euro, con 800 euro al mese, in una Sicilia in cui
purtroppo insomma le occasioni insomma per lavorare, le offerte di lavoro sono sempre ridotte. Infatti quando ci colleghiamo sulla piattaforma SISL, che dovrebbe collegare la domanda e l'offerta di lavoro, vediamo che ci sono per Palermo per esempio soltanto 15 offerte di lavoro, per la Sicilia ce ne sono 40, in considerazione del fatto che ci sono oltre 200.000 disoccupati in Sicilia. Quindi praticamente il dato che viene fuori, Michele Angelo, è che Palermo ha una popolazione di 800.000 abitanti, Sì. credo, e su 800.000 ci sono soltanto 15. 15 offerte di lavoro. E che offerte di lavoro sono? Ma ci sono anche le offerte di lavoro, a volte anche che si possono trovare insomma anche chiamando una persona, ovvero ci sono offerte come golf, come call center, non chissà insomma quale mansione o quale lavoro. Credo che sia un dato davvero incredibile. Sì, davvero impressionante, certo. Ma poi ci sono anche, dentro tutta questa situazione generale che è complicata, se non addirittura risolvibile, ci sono però poi anche le complicazioni burocratiche, i supplementi di istruttoria. È vero che è una cosa piuttosto diffusa, no? Per alcune forse decine di migliaia. Comunque anche la domanda non è di facile insomma compilazione, quindi poi insomma Ecco. le persone poi entro 100, ecco un'altra cosa è che entro 120 giorni tutti quelli che hanno avuto la domanda accolta devono fare un colloquio con i servizi sociali. Quindi devono prendersi l'appuntamento, già da qualche giorno è attiva la piattaforma, che comunque già dal giorno successivo è praticamente andata in tilt, perché tutti provano insomma a prenotare l'appuntamento, perché se non hai un colloquio con gli assistenti sociali entro 120 giorni ti verrà sospesa la domanda. Quindi insomma tutti stanno correndo nella piattaforma per esempio del Comune di Palermo per poter prendersi un appuntamento. Ma non credo che ce la faranno tutti, perché 120 giorni per tutte queste persone forse sono pochi. Prego. No, dico, una volta acquisita la certificazione, poi il pagamento avviene quando? A partire dal 15 di febbraio di questo mese? O come scaglionata? Allora, già il 27 gennaio già sono arrivati i primi pagamenti. Adesso i secondi pagamenti arriveranno il 27 febbraio. Chi non ha avuto ancora il primo pagamento, quindi tutti quelli che hanno fatto la domanda dall'8 gennaio in poi avranno il primo pagamento il 15 febbraio e poi il secondo il 27 febbraio. Quindi il 15 febbraio percepiranno Prego. percepiranno il 15 febbraio l'indennità di gennaio e poi il 27 quella di febbraio. Davide, scusami, c'è stato quindi un assottigliamento? Marco, scusami. Sì, vai Michele, vai. No, stavo solo facendo un'osservazione sul reddito di cittadinanza. Si è detto di tutto, abbiamo visto anche inchieste della polizia, della finanza, eccetera. Adesso la situazione, come dire, è cambiata, si è modificata, ci sono accertamenti antifrode che sono consistenti oppure si tratta semplicemente, come dire, della normale amministrazione? Ma da questo punto di vista è rimasto tutto uguale, i controlli c'erano prima, ci saranno adesso. Ovviamente è difficile poter controllare tutto e tutti, è come un po' i falsi invalidi, chissà quanti falsi invalidi ci sono e magari non sono mai riusciti a beccarli, chissà quante insomma persone fanno dei furti e non riescono insomma a beccarli, quindi purtroppo chi è abituato a delinquere continuerà a farlo, spero insomma in maniera sempre ridotta. Però non ci può andare di mezzo insomma chi ha veramente necessità, perché i poveri in Sicilia e soprattutto a Palermo ce ne sono veramente tanti e quindi la misura del reddito di cittadinanza è una misura corretta, ovviamente poi chi sbaglia deve assolutamente pagare. Percepisci, Marco, non so se abbiamo ancora un secondo. Certo, vai tu. Per chiudere, se abbiamo appunto ancora un minuto, percepisci comunque la difficoltà, la precarietà di questo momento sociale storico? Cioè, io vedo molta gente che, ad esempio, anche intervistandoli, ha davvero delle difficoltà economiche evidenti. Tu che sei proprio a contatto con questa fetta di persone, lo percepisci? Assolutamente sì. C'è gente, per esempio, i cosiddetti occupabili hanno percepito soltanto da settembre ad oggi soltanto 350 euro una sola volta. Perché? Perché ancora non sono partiti i corsi, perché ancora non sono partiti i tirocini, insomma non hanno trovato nessun lavoro, se non che magari in nero, perché la gente purtroppo sarà costretta ad andare a lavorare in nero, perché una volta che non ci sono né offerte di lavoro
né partono i corsi, quindi la gente è disperata, insomma in qualche modo deve cercare di arrangiarsi, ma non è che vuole lavorare in nero, il problema è che in Sicilia mancano le offerte di lavoro, in Sicilia manca la possibilità, non c'è stata mai la volontà del governo, dello Stato italiano di voler incentivare le aziende a venire insomma a costruire qualcosa di buono qui, magari migliorando anche le infrastrutture, migliorando i servizi. Allora diciamo che in migliorando la una rete ferroviaria situazione e quant'altro. difficile come quella dell'occupazione in Sicilia, la questione dell'assegno di inclusione si è fatta, come era prevedibile, complicata, se non addirittura un vero e proprio caos, come ci hanno descritto il nostro Marco Gullà, insieme con Davide Grasso, che è il titolare di UNCAF, che ringraziamo. Buon lavoro, perché avete un sacco di lavoro sicuramente da fare, vista la situazione, e per noi adesso invece è il momento dell'almanacco. L'avocado ha più grassi che qualsiasi altro tipo di frutta, ma questo non deve fermarvi. Gli avocado sono pieni di grassi monoinsaturi, quindi incredibilmente pieni di benefici. È il tipo migliore di grasso perché fa bene al cuore, quindi sbizzarritevi con avocado toast e guacamole. È probabilmente il personaggio più conosciuto della Disney. Il suo ideatore, Walt Disney, aveva pensato di dare a Topolino il nome di Mortimer, ma sua moglie lo convinse a chiamarlo Mickey Mouse. Oggi vi voglio raccontare la storia e il significato di un'espressione molto curiosa: attaccare bottone. Può avere due significati. Il primo è quello di annoiare qualcuno con delle chiacchiere inutili, mentre il secondo è quello di avvicinare qualcuno che ci piace per iniziare una conversazione. Questa espressione ha origine nella bellissima Venezia, dove le dame facevano un gesto molto particolare per sedurre i cavalieri che passeggiavano lungo il Liston, una zona dove si svolgeva il rituale del corteggiamento. Le dame infatti indossavano uno scialle con delle lunghe frange che facevano svolazzare con la mano per agganciarle ai bottoni della giacca dei cavalieri che le indossavano. In questo modo creavano un contatto fisico e verbale con il potenziale pretendente e gli attaccavano bottone. Adesso facciamo un salto nel weekend, tutte le proposte per voi. Buon weekend! Buon weekend! Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Proprio questo fine settimana torna la terza festa più grande al mondo. Parliamo di Sant'Agata. Potete seguire tutti i momenti salienti della festa sulle nostre reti, Antena Sicilia e Telecolor. 40 ore di diretta, tanti ospiti e le immagini più suggestive. Insomma, con noi non vi perderete niente. Ad Acireale, questo fine settimana, torna anche il Carnevale, uno dei più famosi dell'isola. Una parata di centinaia di carri allegorici giganti, ma anche musica e festa nella piazza principale. Un ricco appuntamento che ogni anno attrae turisti da tutte le parti d'Italia. A Palermo, sul palco del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, arriva Jorge Luis Pacheco, un big della scena internazionale che con l'orchestra jazz siciliana mette in scena lo spettacolo dal titolo From Habana to Palermo. L'appuntamento è venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle 19 e alle 21.30 e domenica 4 febbraio alle 17 e alle 19.30. Pacheco è uno dei pianisti più prestigiosi del jazz latino-cubano, pianista virtuoso con una tecnica sensazionale al pianoforte, vincitore del Montreux Jazz Piano Solo Competition in Svizzera.
A Palermo sabato 3 febbraio si tiene un tour sulle origini del Florio. Con la voce del commendatore Ignazio Junior e di Donna Franca, i partecipanti rivivono l'epopea delle prime 2 generazioni della famiglia Florio, dall'arrivo a Palermo di Paolo e Ignazio da Bagnara Calabria. Dall'arrivo a Palermo di Paolo Ignazio da Bagnara Calabra nel 1799 all'ascesa economica di Vincenzo. Il tour si svolge a piedi e tocca alcuni dei luoghi più rappresentativi per la storia della famiglia, tra cui la Cala, la prima bottega in via Materassai, Piazza Marina e il Teatro Massimo. Spero che abbiate preso nota anche per questo fine settimana. Ci risentiamo venerdì prossimo con Buon Weekend! Buon weekend a tutti voi, adesso vediamo che weekend ci aspetta con le stelle, con il nostro Marco Amato. Eccoti qua. Buongiorno. Oggi Buongiorno, una tazzina decisa, un bel rosso, un bel... Cos'è quello lì? Come si chiama? Un rosso, non c'è. Rosso. È rosso, proprio, e c'era l'acqua, e mi piace perché ha la visceralità proprio del sangue e della lava. Ecco. Omaggio anche in analogia alla luna in Scorpione che questo weekend caratterizza questi giorni, un weekend molto particolare dedicata a Sant'Agata e a tutta la bellezza di questa ritualità che appunto sa di forza e di determinazione. Ecco perché ho scelto questo colore e questo design profondo, un po' lungo, design italiano oggi. Allora parliamo di stelle. La luna in Scorpione è una luna eversiva, piena di tante caratteristiche che affondano proprio nelle viscere e nell'anima. Gli Scorpioni infatti sono noti per essere nello zodiaco i più viscerali, più sensibili, più profondi, quelli che scavano proprio dentro. L'analogia con la lava e col sangue, da dove arriva? Ecco, Scorpione è segno di Plutone, Plutone è dio appunto del sotterraneo, dell'invisibile, ma sono proprio i vulcani con la loro lava eversiva che cova fino a quando non erutta il vulcano e quindi quella materia riplasma il mondo a essere appunto gli archetipi primari del cambiamento. È una realtà che i vulcani sono proprio i motori della geoformazione e quindi la materia, la realtà viene proprio fuori dall'interiore, dalle viscere. Più semplicemente, cosa significa per gli Scorpioni avere la luna nel proprio segno zodiacale? La luna è sempre un indice di memoria, di remembranza, di sensibilità maggiore, ma anche di una maggiore capacità captativa delle emozioni. Quindi gli Scorpioni supersensibili, più che mai indagatori, pronti a guardare a ogni particolare e a fare analisi. Lo Scorpione riesce sempre a trovare il difetto di un sistema o il pregio. Questo vale per tutti i segni d'acqua questo weekend, per cui sia pesci che cancro avranno questa enorme capacità indagatoria di guardarsi bene intorno e di capire qual è l'errore di sistema che non va o qual è la parte più logica su cui puntare. I pesci in particolare lo faranno sia nel lavoro che nell'ambiente delle loro emozioni, dei loro sentimenti. Dopo una settimana un po' confusa, i pesci riprendono particolarmente questa capacità. Il cancro, del resto, che ha bisogno di maggiore sicurezza in ambito affettivo, non è contento per adesso di tutta una serie di cose che hanno a che fare con il lavoro, con la logistica, con i luoghi delle loro attività. Ebbene, questa luna in Scorpione vi aiuterà a farvi venire un'idea geniale. Il cancro sono segno della casa e della famiglia e quindi l'abbraccio affettivo per questa fine settimana sarà fondamentale. Chiaramente i segni d'acqua sono in pole position, ma vediamo che cosa fanno gli altri. Per regola zodiacale, se va bene agli acqua, il fuoco un po' meno. Ed è anche l'aspetto tra Mercurio e Nettuno che farà sognare i segni di aria. Vediamo un po' cosa succede per Ariete, Leone e Sagittario, che sono dei segni zodiacali che hanno una maggiore voglia di incedere nell'amore, soprattutto l'Ariete che questo fine settimana si fiderà, aprirà, quindi in bocca al lupo caro Ariete. Il Leone che invece rivede tutta una serie di cose di se stesso grazie alla luna in Scorpione che magari dovranno essere rivisitate e ritarate su delle esigenze comunicative decisamente nuove. Sagittario va bene perché la luna
Luna è il 12° campo ideale, per cui un po' stanchi, un po' più coccoloni e meno con la voglia di fare gli esploratori o i salvatori del mondo, cose in cui spendete sempre molte energie, quindi sarà un weekend da stare a casa con gli abbracci dell'affetto. Gemelli, Bilancia, Acquario per l'aria, cosa abbiamo? Ebbene, una grandissima novità per l'Acquario, proprio perché questo weekend è l'ultimo dei pianeti in Capricorno, quindi presto migreranno in Acquario, il che significa che è proprio lui quello più avvantaggiato e favorito nelle idee, nella comunicazione e negli incontri. Bene anche per i Gemelli che riprendono il filo di discorsi affettivi un po' lasciati perdere e anche di qualcosa che riguarda il passato. Bilancia, sempre in attesa, ma da lunedì un'ottima risposta, quindi questo è l'ultimo weekend di stasi, quindi le aspettative che state nutrendo vedrete che da più in là saranno ottimali. Toro, Vergine e Capricorno per la Terra, ebbene sono proprio il sestile Mercurio Nettuno che vi aiuterà soprattutto al Toro a passare un bellissimo weekend romantico e affettivo. La Vergine invece è meno avvantaggiata da questo aspetto proprio perché è di fronte, in opposizione contro, quindi cosa succede? Una Vergine un po' confusa dai sentimenti degli altri che non riesce a capire e o a gestire, quindi dialogate bene. Capricorno, avete avuto una fase zodiacale bellissima, ora è il caso di cominciare a dire ciao ai pianeti che piano piano migreranno in Acquario. Il primo sarà Mercurio, quindi approfittate di questo weekend per dire tutto quello che volevate dire. E detto questo vi auguro uno splendido weekend e viva Sant'Agata! Evviva e tanti auguri per il weekend anche a te. Abbiamo ancora una notizia? Una pillola che riguarda l'economia, ma più che altro le nostre abitudini. Padel e All You Can Eat entrano nel nuovo paniere. Addio al lettore ebook. Cambiano le abitudini. Tra i nuovi prodotti che misurano i prezzi c'è anche lo scaldaletto elettrico e i corsi di formazione artistica e culturale. Escono da questo paniere per fare qualche nome, per indicare qualche oggetto: il regolatore della barba elettrico, il tagliacapelli elettrico, il dispositivo di tracking con le funzioni vocali e, come detto, l'ebook. Questo praticamente, insomma, cambiano i tempi, cambiano sono anche obsoleti. Sono diventati a proposito di cose obsolete, andiamo al 2 febbraio del 1709, quando il naufrago Alexander Selkirk, ritratto qui, vedete, viene tratto in salvo dopo che aveva trascorso 4 anni in un'isola deserta del Pacifico. La sua incredibile ma vera storia ispirerà Robinson Crusoe di Daniel Defoe, uno dei romanzi più amati della letteratura di avventura. Ancora libri, passa più di un secolo, siamo nel 1922 quando viene pubblicato L'Ulisse di James Joyce, un capolavoro della letteratura del Novecento, un romanzo complesso e innovativo che narra le vicende di un uomo che in una sola giornata vive una serie di esperienze che ricordano quelle dell'eroe omerico. E facciamo un passo in avanti di 13 anni, arriviamo al 2 febbraio del 1935, quando viene testato per la prima volta il poligrafo, meglio noto come la macchina della verità. Il suo inventore è convinto che le persone che mentono mostrano dei cambiamenti fisiologici dovuti allo stress e all'ansia. La macchina infatti è in grado di misurare ritmo cardiaco, pressione e respirazione. Arriviamo al 2 febbraio del 2007 quando l'ispettore Reciti purtroppo perde la vita a causa del tifo violento. Aveva 40 anni e 2 figli, era un agente catanese che prestava servizio d'ordine alla fine della partita Catania-Palermo. La sua morte, che viene ricordata oggi con una serie di manifestazioni a Catania, porta una serie di provvedimenti per contrastare la violenza negli stadi, come il DASPO. E poi il 2 febbraio del 2008 Carla Bruni e Nicolas Sarkozy, guardateli qui, felici e sorridenti, rispettivamente supermodella e Presidente della Repubblica francese, si sposano. Carla Bruni diventa la première dame, come si dice in Francia, di origine straniera, è la prima volta che una non francese, la cerimonia si tiene all'Eliseo e prima di loro si erano sposati lì Napoleone III e Maria Luisa d'Austria. Il 2 febbraio del 2022 invece ci lasciava Monica Vitti, una delle attrici più amate e celebrate del cinema italiano. Era stata la musa e la compagna di Michelangelo Antonioni, con il quale aveva girato film memorabili. Era stata anche una grande interprete della commedia all'italiana, come nel film La ragazza con la pistola oppure il dramma della gelosia.
Buon compleanno a Shakira, che è nata il 2 febbraio del 1977, cantautrice colombiana. Nel 91 ha pubblicato il suo primo album Magia, poi altri 4 dischi, è diventata famosa, ha avuto un sacco di successo e ha debuttato nel mercato internazionale con un album singolo famosissimo che è Whenever, Wherever, sempre e ovunque, che ha raggiunto le vette delle classifiche in tutto il mondo. Ha vinto molti premi, Grammy Awards, 12 Latin Grammy Awards, e quindi noi ci salutiamo proprio con questa canzone e così voi immaginate di avervi sempre e ovunque. Noi ci rivediamo invece mercoledì 7 febbraio. Grazie, a mercoledì, perché ci sono i festeggiamenti agatini, giusto? Agatini, logico. Che seguiremo. Buongiorno Sicilia.